Scusa, ho il fiatone, ho appena fatto le scale. 4 piani, 88 scalini per un dislivello di 23-24 metri circa. E sono riuscito a farlo in 27 secondi e 83 centesimi. Niente male per uno della mia età, sai? Sai che c'è? Che sto 10 ore al giorno inchiodato al sedile del mio taxi. Questo è proprio un buon esercizio. Figlio di puttana! Scusa, puoi ripetere? Sbaglio o hai appena insultato mia madre? Sì, scusa, non lo faccio apposta. No. E allora? Se ti scusassi per aver chiamato mia madre puttana, che ne dici? Sì, mi scuso ancora. Il fatto è che sono vittima di quella che gli specialisti chiamano sindrome di Tourette. Sì, lancio insulti e faccio gesti osceni alle persone senza rendermene conto. Escono così, contro la mia volontà. Dalla bocca escono così. Ma stai scherzando? No, è la pura verità. Ne soffro da quando avevo 11 anni, sì. Ora ne ho 73. Vado dai medici da decenni, però a quanto pare questa malattia non è curabile. Carnuto! Lo vedi? Lasciala solo. Mi dispiace se prima ho reagito così, non potevo immaginare davvero. No, guarda, mi succede spesso questo malinteso, no? Certo, mamma mia, deve essere complicato convivere con una cosa del genere, Sì, anche se dopo tanti anni uno ci fa l'abitudine. Certo. Però, sai. Brutto bastardo! Scusa. No, adesso capisco, figurati, lo so. Ecco, per questo ho preso l'appuntamento dal dottor Cooper. Sembra che sia uno dei migliori specialisti al mondo. Sì. Uno dei migliori, sì. Il migliore secondo quanto mi dice il mio medico, il migliore in assoluto. Ci ho messo 13 mesi e mezzo per avere questo appuntamento, 13 mesi e mezzo, ti rendi conto? Sono 410 giorni, 9.840 ore, 590.400 minuti, 35.424.000 secondi. E non vede mai lo stesso paziente 2 volte. Sì, bravo, l'ha detto anche a me il medico. Sì. Sembra che questo specialista riesca a sbloccare con una sola seduta tutto ciò che si può sbloccare. Nel mio caso spero solo che riesca a diminuire le crisi solo. Mi dispiace davvero tanto per te, sai amico. Stavo dicendo... Fred, il mio nome è Fred. Sì, Camillo. Piacere di conoscerti, Camillo. Piacere mio, Fred. E di notte? Di notte cosa? Cioè, lo fai anche di notte? No, fortunatamente la notte dormo. Sì, certo, però quando sogni hai questi attacchi o no? No, quando dormo sono molto educato. Meglio così, Sì. E questa storia degli insulti, sì? Quante volte lo fai al giorno? Non lo so, non le ho mai contate. Vabbè, avrai fatto una media, no? No, non l'ho mai fatta. No. Cioè, fammi capire, hai detto che hai 73 anni? Sì. E ce l'hai da quando ne avevi 11? Sì. Quindi vuol dire che sono 62 anni che ne soffri. Esatto. E tu in 62 anni non hai mai avuto la curiosità di sapere quante volte lo fai al giorno? No, non mi è mai venuto in mente di contarle. Niente. Sì. E lo faccio io. Scusa, no. Dunque tu in 5 minuti hai avuto 6 spasmi, che vuol dire 72 all'ora. 72 moltiplicato 16, se togliamo 8 ore di sonno, fanno 1152 insulti al giorno. 1152 moltiplicato 365 fa 420.480. 420.480 moltiplicato 62, tanto per calcolare dall'inizio, fanno 26.069.760 insulti e gesti osceni. Su per giù. No, precisamente. Merda! Scusa. Non lo so. Dimmi una cosa. Sì. E questa cosa degli insulti ti viene proprio normalmente, proprio così. Sì. Vabbè, senti, ti volevo chiedere, non ti scusare, perché tanto lo so che quello che c'hai, che non lo fai apposta. Prima ti avrei spaccato la faccia volentieri, ma tanto so quello che ti succede. Grazie. Tanto per essere curioso, tanto per parlare, che cosa fai nella vita? Veramente da giovane ho sempre desiderato essere uno stronzo!
posso! No, scusa, fare l'avvocato. Sì, l'avvocato. Mi sarebbe piaciuto usare gesti e frasi magniloquenti a difesa di innocenti ingiustamente condannati. Però, visto il mio problema, puoi immaginare se mi prendo una crisi nel bel mezzo della discussione col giudice. Pensa che taglio. Signor giudice, vostro onore, con tutto il rispetto. Esatto. E allora così ho deciso di fare qualcosa che potevo svolgere da solo a casa. E ho fondato una casa editrice, sì, molto modesta, però l'ho venduta bene 2 anni fa e da allora sono in pensione. E tu? Te l'ho detto, faccio un tassista. No, intendo dire come mai sei qui. Ah, beh, mia moglie. Ah. Sì, a quanto pare, secondo lei, ho una fissazione con i numeri. Ma dai, mica me ne racconto. No, sai che c'è? Che io gestisco questo disturbo ossessivo compulsivo, come lo chiamano, molto bene. È lei che non lo sopporta. E mi ha insistito perché io venissi dal medico a parlarne. Sì. Lei dice che proprio non ce la fa più, impazzisce con tutti questi numeri, ma che ci devo fare se io devo contare tutto, devo fare i calcoli, sin da quando mi sveglio la mattina a quando vado a letto la sera. Per lei è un inferno, per me è un passatempo. E che poi questo tuo difetto ti rende una persona brillante, perché sei uno che conta. No, intendevo dire che ho notato che fai i calcoli a minchia di cane! No, come intendevo dire la velocità della luce. Scusa, senti, dimmi una cosa. Ma non ti ho detto mica tutto? No, perché sempre secondo mia moglie io avrei anche la malattia del collezionista. Cioè, colleziono cose, ecco, e lei, dato che vorrebbe buttar via tutto perché dice che è tutta roba inutile, mi ha detto di parlarne col medico. Sì. E cosa raccogli? Cose, lattine vuote di birra, bandiere di calcio, vecchie targhe. Vecchie targhe? Sì, ce ne sono alcune con delle cifre interessantissime. In pratica conservi tutto ciò che normalmente le persone buttano via. Sì, esattamente quello che dice mia moglie, non ti ci mettere pure tu però, Scusa. No, perché ti scusi, dai? Adesso mi scusavo per averti criticato. Ah, sì, vabbè, allora va bene. Sì. E tu sei sposato? No, ci sono andato vicino una volta. Ah sì? Alla fine. Ambra. Credo che avesse paura che insultassi il prete al momento di dire sì. E in fondo la capisco, al suo posto probabilmente avrei rinunciato anch'io. Certo non è stato facile per lei, per la famiglia, per gli amici, tantomeno pensare di avere dei figli. Beh, alla fine, niente. Tu hai figli? Sì, 2, sì. Certo 2 non è il calcolo del secolo, 2 è un numero semplice. Comunque non è che ne potevi fare milioni. Perché no? Potenzialmente sì. Tu sai quanti spermatozoi rilascia un uomo donna e eiaculazione? Cazzo di cane! Il tema è quello. Dai, di un numero, dai, forza, ti do un margine di errore di 10 milioni. Ma francamente non saprei, immagino che ce ne debbano essere molti. Più di molti, un botto. Tenuto conto che ci sono 60 milioni di spermatozoi per ogni millilitro e considerando che ci sono fra i 2 e i 5 millilitri per ogni eiaculazione, abbiamo un totale che va dai 120 ai 300 milioni di spermatozoi. Pensa che strage ad ogni goccia. Per me Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Credo sia meglio cambiare argomento. Ma io faccio un tassista, posso parlare di qualunque cosa, di politica, di sport, di calcio. Sì. Ecco. Sì. Che serve? Non lo so. E c'è qualche problema? Ah, no, niente, per i microbi. I microbi. Scusa, il dottore non c'è? No, signora. Sai dove è il bagno? Non saprei. Forse questa porta qui nel corridoio, guarda. Grazie. Cazzo! No, questa volta senza scuse. Bravo, così mi piace, bravo. Oh, hai visto la maniaca? Mia moglie è uguale. Sì. Se non pulisce tutto perfettamente non si sente a suo agio.
Pensa che si mette a pulire pure dentro gli alberghi. No. Sì, ed è un miracolo se quando andiamo a mangiare fuori non vai in cucina a lavare i piatti. Sai che anche che questa mania di pulire tutto è considerato un disturbo ossessivo-compulsivo? Veramente? Sì, anzi adesso guarda, ti dico pure come si chiama, eh? Perfetto. Parlo dai medici da così tanto tempo che è una enorme quantità di documentazione. L'ultima l'ho presa 2 giorni fa su internet. Ma dai. Sì. Guarda un po'. Eccoli qua, si chiamano rituali di purificazione. Sì, però sono sicuro di trovare il termine scientifico. Sì. Me lo dici dopo, è tornato. Sì. Scusa, il dottore non c'è? Non lo so signora, lo stiamo aspettando. Sì, siamo qui da 750 minuti. Dai. Ancora. Ma dai, su. Ecco qui, il nome esatto è... Rompipalle. No, scusa, no, questa volta è colpa mia. No. Non è che la tua malattia è contagiosa. Non credo. Perché ho soltanto quella signora? No, non ce l'avevo con lei, ce l'ho con mia moglie. Ha insistito 82 volte perché io venissi dal medico e poi casomai si scopre che magari quella malata davvero è lei. Ma dai, su. Comunque il nome esatto è nosofobia. Nosofobia. Sì, nosofobia, paura eccessiva delle malattie. E la mia ha un nome scientifico? Non lo so, aspetta, Guarda un po'. Conto, contare. Ecco qua, aritmomania. Quindi io sarei? Un aritmomane, qualcuno che non riesce a smettere di fare i calcoli con la mente. Ma dai, sì, allora sì, devo essere malato davvero. Sì. Ecco, Salve. Oh, buongiorno. Salve. Quindi, Che? Tu, lo senti anche tu? Che odore di puttana! Che significa? Scusa. Sei ubriaco cosa? No, non ti offendere, ti prego. Qui il nostro amico è una bravissima persona, però ha un piccolo problema. Lancia senza volerlo insulti e gesti osceni. Sì. La sindrome di Tourette, vero? Esatto, sì. Perché la conosci? Ho visto dei documentari TV dove ne parlavano. Tu la conosci? No. Toccamelo! Non ti scusare, ok? E se tu per piacere metti da parte le tue preghierine, perché così fai sentire in colpa il nostro amico che te l'ho detto, è solo malato, non lo fa apposta, su, dai. Il dottore non c'è? Non che io sappia, ma sono qui solo da 2 minuti. No, 4 minuti e 16 secondi. Il dottore non c'è? Non lo so, signore, figurati, sto aspettando questo appuntamento da 13 mesi e mezzo, figurati se mi interessano 5 minuti in più o in meno. È tanto più che neanche lavoro stasera. Ma frega buffo! Dai, te l'ho detto che non lo fa apposta, come te lo devo dire, in aramaico. Ma nemmeno io! Cosa? Nemmeno io lo faccio apposta! Cosa? Cos'è? Un festival. Vale. Scusa? Sì? Quello è un Manduelo? Cosa? Quel piccolo libro è un Manduelo? Ah, sì? Lo vuoi? Sì. Dai. Sì. Grazie! Sai com'è, vero? Sì. E sono 3. Secondo me questa è la tipa che le saponette se le mangia per dessert. Sarei proprio curioso di sapere quante ne consuma all'anno. Dovrebbero essere fra 172 e 210. Sì. E chissà se conserva le confezioni. Io lo farei. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio. Hai anche tu un appuntamento con il dottore? Sì. Quante persone deve vedere oggi il dottore? Quante persone deve vedere oggi il dottore? Non lo so, però certo, se vogliamo evitare che entrino altri pazienti dovremmo spegnere le luci. Oh mio Dio! La luce! Oh, ho lasciato le luci accese a casa! Accidenti, che stupida! Ah, il gas! Pure il gas! Oh, forse, non saprei, credo di sì. Oh Dio, ci sono 3 persone davanti a me, vero? Sì, tu sei la quarta in ordine d'arrivo. Ma guarda che visto il problema che hai a casa, io ti cedo volentieri il mio posto, così evitiamo un'esplosione. Però ti informo, io sono soltanto il secondo. E questo signore qui mi precede e la signora che passa la sua vita in bagno mi segue. Oh. E comunque non ho fretta neanche io, Se ti fa piacere ti lascerò andare prima. Oh, grazie, sei molto gentile.
Ma te l'ho detto, siamo tutte brave persone, credi? Ritoccamelo! Sì, nonostante questo, anche lui è una bravissima persona. Te lo dico perché così non la prendi male. Il nostro amico qui lancia insulti come una bestia, ma non lo fa apposta, lo fa involontariamente. Va bene. Stronzo! E quando lui dice le parolacce, quella signora si fa il segno della croce continuamente come un'indemoniata. Vedo. Ma benedetto Gesù nei miei piani! Qualcuno sa che ora avremo la visita e quante altre persone arriveranno? Guarda, in questo momento abbiamo soltanto una sedia libera. Sì. Se dovessero arrivare altre persone saremmo costretti a tenerceli sulle ginocchia. Niente di tutto ciò. Non sono venuta qui per prendermi un'infezione fungina o qualcosa del genere. Ma stavo scherzando. Stavo scherzando. Avevo capito. Grazie, oddio, eccole qui. Vai. Vergine Santa, se qualcuno suona il campanello di casa mia con il gas aperto, accadrà una catastrofe. Perché non hai controllato se il gas era chiuso prima di uscire? Sì, veramente, ho l'abitudine di controllarlo spesso, anche più volte. Quante volte, sorella? Beh, adesso non saprei, ma parecchie. Ah, sì? Guarda, all'incirca. 10? Più volte di più. Fa uno sforzo, quante saranno? Beh, direi almeno una trentina. Ma allora Ci sono problemi. Dici? Ma dai, guarda che se l'hai controllato tante volte il gioco è fatto. Una volta basta, pensa 30. prendi quello in mano! Gesù. Adesso calmiamoci tutti un pochino, ci sediamo e ci tranquillizziamo. Mamma mia. Oh, ecco la sesta sedia, vedi? Salve. Salve. Ragazzo, entra, non aver paura, mica mordiamo, Lo spero bene. Vabbè, allora guarda, te lo dico che così andiamo malintesi. Questo signore qui, il nostro amico Fred, dice parolacce continuamente, ma non lo fa apposta. Bene. Hai anche tu un appuntamento col dottor Cooper? Sì, certo. Dare così tanti appuntamenti alla stessa ora non ha senso. Non mi avevano detto che sarebbe stata una terapia di gruppo. No, credo di no, non è così. A te avevano detto che era una terapia di gruppo? No! Prendilo di dietro! Questa ti è venuta proprio bene, Fred. Bravo. Lo sai perché? Perché l'idea della terapia di gruppo mi rende molto nervoso. Sono anni che vado in visita dai medici e sono sempre stato solo davanti al dottore e non sono disposto a fare altro. Ti capisco perfettamente, anche a me succede la stessa cosa. Già non è difficile raccontare il mio problema ad un estraneo, immaginate davanti ad altra gente. Ragazzi, forse ci stiamo preoccupando per niente. Aspettiamo di sentire quello che dice il dottor Cooper, no? Ragazzo, vuoi entrare o no? Mi piacerebbe, ma... Ma? Queste righe, Quali righe? il disegno sul pavimento, non calpesto mai delle righe quando cammino e il pavimento è pieno. Vabbè, saltale, no? Saranno, anzi, sono esattamente 172. Sì, ma ho paura che mi prenderete in giro. No. Hai preso in giro Fred al suo ultimo attacco? Certo. No, certo. No. E prenderesti in giro me se io facessi qualcosa di strano? No, io no. La stessa cosa vale per le signore. Certo. Sì, certo. Sapete, io sono qui per un'amica che mi ha chiesto di venire al suo posto, Personalmente io sto benissimo, grazie. Certo, tutto quello che dici hai perfettamente ragione. Dai qui. Salve. Salve. Ma non so. Oh! Che atleta eccezionale! Gioventù, virtù divina! E tu sei anche un gran poeta! Poeta! Mi fai cagare! Buonistico.
Ragazzi, qualcuno vuole un bicchiere d'acqua? Io? Oh mio Dio, l'acqua! Adesso sì, sono sicura di aver lasciato aperti i rubinetti della cucina. Oh mio Dio, quando tornerò a casa sarà tutto allagato! Ma no, tranquilla donna, con un po' di fortuna sarà già esploso tutto con il gas. Il gas! No. Scusa, non hai controllato se i rubinetti erano chiusi? Sì, ma ho sempre paura di averne lasciato qualcuno aperto. Pomeriggio? Scusate, ho ricevuto una chiamata più lunga del solito. Sì, scusi, è lei, dottor Cooper? No, sono la sua assistente. Senta, signorina, io sono venuta dopo questa signora e questi signori, ma sono stati così gentili da lasciarmi passare per prima, perché è molto probabile che io sia uscita di casa senza aver chiuso bene il gas e molto probabilmente non ho nemmeno chiuso l'acqua. Bene, molto bene. Signorina, mi scusi, Quindi farà scrivere di me. una E che cosa. rido. Se il dottor Cooper non pratica terapia di gruppo, vero? Perché altrimenti per me... No, non posso dare informazioni sui metodi del dottore. Tutto quello che posso dire è che il suo volo è in ritardo a Londra a causa della nebbia. Ecco, e poiché non posso contattarlo, non so dirvi se è ancora sull'aereo, sta venendo in taxi. E ora scusate, devo controllare il telefono. Vergine del Carmelo! Se ho lasciato tutto aperto a casa, il gas, la luce e l'acqua, sai che bollette! Vuoi che ti calcoli la spesa? No! Grosso modo. No! Vabbè, basta dirlo, no? A che ora arrivano i prossimi voli da Londra? Sì, il prossimo è alle 3, poi ce n'è uno alle 4, uno alle 5 e uno alle 6. E quanto tempo ci vuole dall'aeroporto a qui? Se il tassista è lento, un'ora, 3/4 d'ora se è normale e mezz'ora se si chiama Camillo. Camilla, mezz'ora. Beh, mezz'ora non è poi così tanto. Sì, se non è ancora in aereo, eh? Scusate, mi dispiace se arrivo un po' la stanza. No, Alfredo! Perché non trovo sia molto salutare respirare insieme nella stessa stanza. Tanto qui mi pieni in bello con tanta influenza, laringite, bronchite e non so più fuori. Ma non è che faccia proprio tanto caldo, eh? Minuti, poi chiudo di nuovo. Stronza! Mamma mia, guarda che ha resistito tanto, niente male. Che fai? Non vedi? Dono armonia all'insieme. A nessuno piace il disordine, vedi? Quale disordine? Non vedi che non è simmetrico? Mamma mia. Fred, ascolta, non voglio importunarti, ma che cos'hai contro le terapie di gruppo? Perché qua se il dottore ci vuole vedere uno per uno facciamo notte, io non lavoro, ma non mi interessa, ma forse a qualcuno interessa. No, non ho tutto il pomeriggio io. Ecco, vedi? Non ho tutto il pomeriggio Neanche io. io. E neanche io, soprattutto se ho lasciato il rutinetto aperto. A me hanno detto che era un lavoro di gruppo. Sì, chi te l'ha detto? Il medico che mi ha consigliato il dottor Cooper. Pezzo di merda! Fred, su, dai, di che cosa hai paura? Niente, perché sono sempre stato solo davanti al terapeuta. Sono anni che le persone mi prendono in giro e man mano che invecchio sopporto sempre meno. Tutto qua. Francamente non sono venuta qui per prendere in giro nessuno. E neanche io, ve l'assicuro. Lo vedi? Fred, calma, tranquillità. Sì, Tranquillità. vabbè. Ho fatto terapia di gruppo 2 anni fa e nessuno prendeva in giro nessuno. Ecco, vedi? È naturale. Senti, sai cosa dovremmo fare? Dimmi. Un bel giro di presentazioni, così. Un giro di presentazioni. Oddio, e perché? Perché penso che dovremmo farlo davanti al dottore. Quindi se lo facciamo adesso, oltre a risparmiare tempo, ci conosceremo tutti un po' meglio e saremo meno tesi davanti al dottore. Sì. Guarda che non è una sciocchezza. Che ne dici, Fred? Se si tratta solo di presentarsi. No, non soltanto. Bisogna dire il motivo della nostra presenza qui e il nostro colore preferito. Il colore preferito? Ma che
serve? Pare che abbia a che fare con l'umore in generale. Ad esempio, se sei pessimista, il tuo colore sarà nero. Se sei ottimista, rosa. Dai, forza, chi comincia, dai. Posso cominciare io? Vai ragazzo, dai. Allora, mi chiamo Pep. P! Scusa, puoi chiudere la Sì, finestra? vado io. Ragazzi, però da questo momento in poi le interruzioni sono vietate. Merdoso! A parte Fred che non lo fa. Allora ricomincio. Mi chiamo Pep. Sono un designer di videogiochi. Soffro di diversi disturbi ossessivo-compulsivi fin da quando ero adolescente. Uno dei principali è la mia totale impossibilità a camminare sopra le righe. E poi c'è la mia fissazione per l'ordine e la simmetria. Qual è il tuo colore, Peppa? Il verde. Verde, perché? Perché è proprio al centro dell'arcobaleno. Da un lato c'è il rosso, l'arancione e il giallo, dall'altro il blu, l'indaco e il viola, e il verde è proprio nel mezzo. Silmeri! Bene? A chi tocca ora? Forza. Possiamo farlo in ordine d'arrivo, no? Allora tocca a me. Se poi mi presento io prima di te. No, non importa. Vai, prima Fred, dopo. vai. Dunque, ecco, mi chiamo Alfredo, gli amici mi chiamano Fred, anche se non me ne sono rimasti molti. Ho 73 anni e soffro della sindrome di Tourette da quando ero bambino, avevo 11 anni grosso modo. Dato che questa malattia è praticamente considerata incurabile, io spero che il medico sia uno stronzo, no, un luminare come si suol dire, e che riesca a ridurre un po' i miei attacchi. E questo è tutto. Qual è il tuo colore, Fred? Il mio colore? Ambra. Ambra? È più una gemma, no? Lo è, l'ho persa. Può essere anche un colore. Sì, a me sembra più un nome che un colore. No, può essere tutte e due le cose. Sì. Adesso per favore stai zitto e va avanti, tocca a te. Scusa, sì. Bene. Allora tocca a me, Mi chiamo Camillo. Chi ha detto? Grazie, ben gentile. Vabbè, io vado avanti. Sì. Mi chiamo Camillo. Camillo. Ecco, vedete? Faccio il tassista, ho 65 anni e il mio colore preferito è il verde scuro, quello dei taxi di una volta. Sì. Il mio problema, cioè, a dire la verità, il problema di mia moglie, perché io lo gestisco tranquillamente, è che a me piace contare tutto di tutto. E visto il mio alto livello di calcolosi, adesso mi rimangono solo due possibilità. O mi do una regolata o mia moglie chiede il divorzio dopo 25 anni di matrimonio. Questo è... No. Quanti giorni ci sono in 25 anni? 9125. E quanti minuti? 32.850.000. Così, senza pensare. No, ma questo è semplice, sai. Quello che mi eccita davvero sono i calcoli, quelli complicati. Ecco. E sai che cosa stavo dicendo ai nostri amici? Che io mi chiamo Camillo e quando parlo sputacchio un espettorato molto pericoloso. Sta scherzando. Ci ha confidato che il suo hobby è contare tutto. A modo suo è un genio. Sì, un genio. Un genio. Mi piace. Tocca a te. A me? Sì. Va bene. Allora, mi chiamo Bianca. Abbiamo detto senza interrompere. Scusa. Allora, e come potete vedere il mio colore è il bianco. Sono un assistente di laboratorio, ho ben 40 anni. Sì, circa. E ho il terrore dei germi delle malattie. Sì, alcune persone dicono che somatizzo troppo, ma quando senti quello che senti e leggi quello che leggi, mi dico che hai ragione a preoccuparmi. Il fatto è che siccome sono molto angosciata, i miei amici hanno insistito perché andassi dal medico e così di consulto in consulto mi hanno consigliato il dottor Cooper, che dicono sia il miglior specialista per il mio caso. Sì, un luminare sembra. A che età hai iniziato il tuo disturbo? Che età? Ce l'ho praticamente da sempre, però diciamo che è diventato più pronunciato, direi circa 20 anni fa. Anale, rettale! Catena impressionante, Fred.
Tocca a te, signora. Signora. No, scusate, io ve l'ho già detto prima, sono qui per un'amica che mi ha chiesto di venire Sì, con sì. loro. Personalmente sto qui. Ma certo, ma sì, certo. Vediamo, pensa che strano, ma io non la conosco, la tua amica, eppure sono certo che vi somigliate come due gocce d'acqua. Oh mio Dio! No, Camillo! Sono sbagliato. Oh, Signore, non lasciarmi sola, prendimi per mano. Io mi chiamo Maria. Ma questa volta ci avrei scommesso tutti e due gli occhi. E io sono... Beh, no, non sono vecchia. No. Il mio colore è il blu. Ma non un blu normale, un blu più puro. L'azzurro del cielo. Alleluia! Amen! E se sono qui è perché ho una terribile mania che secondo il mio medico è degenerata in un disturbo ossessivo compulsivo. Quale mania? Controllo tutto più e più volte. Cosa? Beh, per cominciare la mia borsa. Poi quando esco di casa controllo più volte se ho chiuso bene tutte le serrature e faccio lo stesso con il gas, la luce e l'acqua. Fred, questa la conosci? Sì, certo, si chiama verifica OCD. OCD? Sì, no, normale. Da quello che ho letto sicuro abbastanza bene. Ma lo vedi, dai, forza, tranquilla. Ti stai annegando in un bicchiere d'acqua. Oddio! Ci ho sbagliato, no. Ragazza, rimani solo tu. No, aspettate. Ho anche strani pensieri, Quali pensieri? idee che mi attraversano la testa continuamente. Sempre le stesse, sempre. Dai, raccontaci, le vediamo. No, scusate, di queste parlerò solo con il medico. Scusa, toglimi una curiosità. Questa faccenda di farti il segno della croce continuamente e di pregare a 100 all'ora. Anche questo è un disturbo ossessivo compulsivo. Non lo so, forse. Credi io sia pazza? Sì! No! Volevo dire, No, solo perché abbiamo un problema non significa che siamo pazzi, stai tranquilla. Ragazza, tocca a te. No, non io. No, non io. No. Lo hanno fatto tutti, anche Fred e Maria. Già. Dai, Poi davanti al dottore non avrai scelta, eh? Consideralo un allenamento per dopo, tanto poi il gruppo sarà lo stesso. Mi chiamo Lili, diminutivo di Liliana, e succede qualcosa nella mia testa che mi costringe a ripetere tutto 2 volte. Mi chiamo Lili, diminutivo di Liliana, e succede qualcosa nella mia testa che mi costringe a ripetere tutto 2 volte. Ti capita spesso? Beh sì, sempre. Beh sì, sempre. E ripeti sempre tutto 2 volte. Sì, a volte ripeto anche le ultime sillabe di quello che dicono gli altri. Sì, a volte ripeto anche le ultime sillabe di quello che dicono gli altri. Ti è sempre successo in modo sistematico? No, da quando è morto mio padre. No, da quando è morto mio padre. Certo, non deve essere facile convivere con una cosa del genere. No, anzi, è molto difficile. No, anzi, è molto difficile. E cosa succede se non ripeti qualcosa? Ho paura di morire. Davvero? Ho paura di morire. Davvero? Fred, guarda fra le tue carte se trovi qualcosa, dai. Sì, subito. Sì, subito. Però... Se ci fai caso, il vantaggio di ripetere tutto 2 volte è che è super simpatico. Lo adoro. Grazie. Questo mi incoraggia. Grazie. Questo mi incoraggia. Qual è il tuo colore, Lili? Grigio. Perché?
lo so, pensavo che mi avrebbe portato fortuna. Non lo so, pensavo che mi avrebbe portato fortuna. Grigio, Gri è un portafortuna africano, l'ho visto in un documentario. Ecco Sì, qui. sì. Ecco qui, Palilalia ed Ecolalia. Oh, questi danno un nome. Come si chiamava la mia? Te l'ho già detto, aritmomania. Trovo che non sia sbagliato dare un nome ai problemi. È una cosa buona. Non sono riuscita a parlare con il dottore. Stupido culo! L'anno di attesa per arrivare a questo mi sembra inamissimo. Sì, e questo mi spaventa, in verità. Parlato però con Heathrow. Mi hanno detto che l'aereo del dottore è decollato, molto probabilmente con il dottore a bordo. Molto probabilmente. In altre parole non è sicuro. Signore, è sicuro? Oh, se è sicuro perché ha usato quel termine? Sì, scusate, lui e l'aereo sono decollati. Ma quanto tempo fa? Questo non me l'hanno detto, ma farà scala a Milano e il volo dura al massimo 50 minuti. 3.000 secondi. Scusate, incollata al telefono. No, No, è freddo qua. Sono 2 minuti. È così che si sconfigge il microbo. 40 minuti. E che facciamo nel frattempo? Potremmo fare un gioco. Non sarebbe male! Dipende dal tipo di gioco. Uno di questi giochi da tavola. Noi sei insieme? Ah. No, grazie, preferisco il solitario. Il solitario? Che orrore! Lo sapete che un verme solitario può misurare fino a 12 metri e occupare l'intero intestino di una persona, vi rendete conto? Tu lo sai che il verme solitario dopo i 40 anni aggredisce il suo padrone? Non è vero! Qui ci sono delle carte, casomai Fred volesse fare un solitario. Quale solitario? Dai, o giochiamo tutti o nessuno. Personalmente non vengo qui per giocare, ma se vuoi, puoi dirmi che giochi ci sono? Oltre alle carte, gli scacchi? No. Che scaffi, siamo in 6. Va bene, allora per 6. Non c'è Ludo? Non c'è Ludo? No, c'è People Game e un Trivial Pursuit. No. Va bene, niente panico. Ragazzi, 2 minuti sono passati. C'è un Quiz Mania. E che cos'è? È un gioco di domande. È un gioco di domande. Ma scusate? Non trovate che in queste scatole siano un po' sporche? Ma sì. Non mi sembra. Casomai in disordine. Aspettate. Il buon vecchio Monopoly. Non è uno dei giochi più moderni, però. Attenta, ti prego, non toccare con la manica il pedone, altrimenti toccherà quella riga. Scusa! Dagli così importanza, Peppe, anche il mio pedone tocca un po' la riga, ma non c'è alcun problema. E infatti non so come fai a sopportarlo. Cazzo! No, non adesso. Allora che fai, Lilli? Lo compri Viale Costantino? Prima che Maria ci spruzzi l'acqua santa sopra. La compro! Costa 250 euro. Per fortuna faccio io il cassiere, però qui non dà niente a nessuno. 100, 200 e 250. 100, 200 e 250. Grazie, tocca a me. Devo fare un bel 9, che così arrivo alla stazione ovest, già ce n'ho 2, stazione nord e stazione est, e quando ce l'ho tutte e 4 mi spennerò. Devi maneggiare i dadi in quel modo ogni volta che lanci? Perché per altri non è molto igienico. Guarda che ho le mani pulite io, mica come gli altri, sai. Dai, tu stavo scherzando, su, dai, non andare in bagno ogni volta, stiamo giocando, dai, su. 6. Società elettrica. Oh mio Dio, l'elettricità! La mia La compro, tocca a te, Fred. Vai qua, tocca a me. Voilà. 9. probabilità!
vediamo un po'. Passo per l'Arco Colombo, se passi per il via prendi 200 euro. Certo che passo per il via. E compro pure l'Arco Colombo. Bravo Fred, che conto. È la fortuna del coglione! Del principiante. Vuoi dirlo forte, guarda. Non abbiamo fatto ancora 2 giri e tu già ti sei accaparrato 5 strade importanti. Beh, queste terapie di gruppo hanno i loro benefici. Sei quello che ha più soldi di tu. Bianca, tocca a te. Sì. Dai, passagli i dati, dai. Ecco qua. Guarda, sono prendili. Ah, ecco. Dai. Oh. 6. Sei. Piazza Università, che fai? La compri? Costa 100. No, Ma facci quando tocca a ferro. Ma guarda, che palle però, non è possibile. Oh, Camillo, per favore, così la stressi ancora di più. Sì, ma così ci spezza il ritmo. E va bene, non fa niente. E va bene, non fa niente. Da parte mia mi dispiace dirlo, ma il Monopoli con gli euro non è più quello di una volta. Dai, un po' di vita moderna, i tempi cambiano. Certo, è facile per te perché calcoli tutto come un lampo, ma per noi che eravamo abituati alle lire va detto che anche dopo 23 anni non è proprio facile per niente. Un euro vale 1936 lire, giusto? 1936,27. Certo potevano renderci le cose un po' più facili. Guarda che non siamo mica quelli messi peggio, sai? No, pensa ai greci per esempio. Per un euro ci vogliono 340,750 dracme. E gli irlandesi 0,787 sterline. E i portoghesi. E basta! Cavoli, quanti numeri! Ma grazie da parte dei portoghesi. Ecco, vabbè. Ecco che è tornata, così sappiamo se Piazza Università è disponibile. La compro, compri, costa 160 euro. Forza. Bene. Tocca a me. Lo sai che ho un figlio della tua stessa età? E sti cazzi! Sono contento. 7? 7? Viale Vesuvio! Ah, sì, lo adoro. Sì, però purtroppo non lo puoi comprare perché costa 160 euro e tu ne hai solo 120. Ah, lo adoro a qualunque costo. Perché? Perché Viale Vesuvio è super simmetrico ed è ancora più simmetrico col vicino Viale Monterosa. Insieme formano 2 linee parallele che non si incontrano mai all'infinito. È bellissima questa immagine, però non lo puoi comprare perché non hai abbastanza soldi. Dai, forza, un po' di Ti ritmo. dico che voglio Viale Vesuvio e lo avrò, punto e basta. Ah, vabbè, ma perché t'arrabbi? È un gioco, ragazzo. Voglio Viale Vesuvio, lo voglio. Che tono perentorio! Se ti fa tanto felice ti presto lì 40 euro che ti servono. Tanto perché come dice Camillo sono bello carico. Posso prestarteli anch'io, Posso prestarteli No, anch'io. non esiste, ragazzi. Le trattative possono cominciare quando tutto il tabellone è venduto. Ma no, ai miei tempi quando giocavamo con le lire potevamo prestarci i soldi a vicenda quando ci pareva. Non è vero, Toccamelo! è una regola, che dai, cioè, che stai facendo adesso? Sembra Roberto Bolle, che stai facendo? Sto cercando le istruzioni. Ma lascia stare, dai. Lo mettiamo ai voti, dai, chi è d'accordo alzi la mano. Aspettate! Votiamo per decidere se votare o votiamo per vedere chi accetta di prestarsi soldi a vicenda prima che l'intero tabellone venga venduto? Che ha detto non ho? Aspettate! Votiamo per decidere se votare o votiamo per vedere chi accetta di prestarsi soldi a vicenda prima che l'intero tabellone venga venduto? Che ti prende, digli? Non aveva mai fatto una frase così lunga. Sì, normalmente le faccio corte. Con la legislazione del gioco mi sono stata un po'. Sì, normalmente le faccio corte. Con la legislazione del gioco mi sono stata un po'. Bellissimo, brava, Lili, brava. Però adesso, da adesso in poi, frasi corte, perché così non perdiamo il ritmo del gioco. E va bene, se non possiamo nemmeno parlare. E va bene, se non possiamo nemmeno parlare. Ti ricordo che sei tu quello che parli di più dell'intero gruppo. Allora, che fai? Mi conti le frasi adesso? Per favore, continuiamo. Chi è d'accordo sul fatto di prestarci i soldi a vicenda, alzi la mano. Fred? Vabbè, dai, sono sempre stato d'accordo col concetto. Dai. Peppe è un amico. Ti devo 10. No, non me li darei più tardi. Vabbè, dai, forza. Eccoti Viale Vesuvio, sarai contento? Vai Maria. Sì. 5. Bravo, beccati questa attenzione. Società acqua potabile. L'acqua
tranquilla, guarda, se compri la società acqua potabile potrai falsificare le bollette, addirittura non pagatele. Pensa, guarda, se vuoi ti do anche la mia società elettrica, così ce l'hai tutte tu. Ah sì? Sì. E in cambio di cosa? Parco della Diploma. Va bene, per ora la conto, posso Sì, entrare? A te. 150. Tre. Niente la mia proprietà, niente la mia proprietà. Bene, tocca a me. Camillo, tocca a te. Grazie, sì, tieni il resto. Ecco qua. Dai, devo fare un bel 3 che così arrivo alla stazione Ovest. 3. 9. Viale Marco Polo. Marco Polo, 1246-1326. È morto a Venezia a 70 anni. Sì, lo compro. Va bene, adesso tocca a me. Via, tocca a me. Vai Fred? 11! La carta dei cornuti! Imprevisti. Disposito della paga annuale, 100 euro. Yuhu! Fred, la verità è che sei molto fortunato. Lo sa. Dai, forza. Dai, tocca a te. Mettili sul tavolo, grazie. Li stavo contaminando. Mamma mia, su, dai. Via. Là. 3. Probabilità. Andate direttamente in prigione senza passare dal via, senza rispondere per 100 euro? No, la prigione fa schifo, non posso avere un'altra carta, mi Attenzione che la preda scappa! Non l'aprire. Ma fa un freddo cane! Dai, forza. Peppo, dai, tocca a te. Vai. Sì, gioca, forza. Su. Tira. 4. 4. Corso Ateneo, è tua. Sono a casa mia. Maria, vai. 6. 6. Largo Augusto. 6 Largo Augusto. Lo compri. Assolutamente no. Perché, scusa, costa 350 euro, tu ne hai 980. Non è questo il problema. Qual è? Se effettui l'acquisto avrai 2 schede verdi insieme a Via Roma. No, non mi interessa, grazie. Guarda che ti do anche Corso Impero, che c'ho io, così ce l'avrai tutte e tre. A me interessano le stazioni. No, ti dico di no. Perché? Scusa Maria se insisto, Camillo non ha tutti i torti. Se puoi avere Corso Impero e comprassi l'Arco Augusto saresti in una posizione di forza in tutta la zona. Scusa, se era incantata. Sentite, prima Peppe voleva a tutti i costi Viale Vesuvio e l'ha acquistato, che Dio lo benedica. Ma se io non voglio comprare Largo Augusto, sono nel mio diritto o no? Perché? Perché è pieno di donnacce. Maria, Ecco perché lo dico. Lo dice per i peccatori che lo frequentano. Esatto, non voglio avere niente a che fare con quel tempio di stupro, fornicazione, depravazione e lussuria. Odio quella zona, mi viene da vomitare solo a pensarci. Ecco, mi sono spiegata bene. Maria, non ti stiamo chiedendo di aprire o di gestire un bordello. Ma meno male! E naturalmente non so come abbiano potuto aprire la sede della comunità religiosa di San Giorgio così vicino. Ma dai! San Giorgio ha ucciso il drago, figurati se si lascia intimorire da 4 mignotte. Ah sì, bestemmia pure! È questo che ci mancava! Maria! Oh, Signore misericordioso, dammi la forza in queste tribolazioni. Mandami un segno. Grazie, mio Dio. Oh, guardate un po'. Sodoma e Gomorra! Lo vuoi? Maria, vuoi perdere? Guarda, se perdo non sarà come cadere in un pozzo. I pozzi, che orrore! Lo sapete che le fosse settiche sono la principale causa di agglomerazione di germi in tutto il mondo e dove si trovano i batteri più virulenti, alcuni addirittura mortali a diretto contatto con la pelle umana! Che ha detto? Umana! Guarda, quante cose belle che ci insegni, eh? Questa ci sotterra a tutti, ragazzi. Maria, scusami un attimo, quando giochi a qualcosa, ti piace vincere o perdere? Vincere, ovviamente. E allora comprate l'Arco Augusto! Credi? Ne sono
TV, è una cartella che tutti vorrebbero. Ma con tutte quelle donnacce così vicino. Ma dai, ti abituerai a trovarle davanti alla tua porta tutte le notti. No, non dire così, capito? vai. Questo adesso è molto bello. Quello che succede è che tu sei un tassista anche nella vita e ti piace vivere di pesce. No, Mariano Dardi no. E quanto costa? Ecco, questa è una domanda che in quel quartiere fanno spesso. È abbastanza. Va bene, ma lo faccio vedere. Bravo. Che Dio ne testimone. Sì, Dio del testimone, Quali tutto quello strade che sono vuoi. rimaste? Quali strade sono rimaste? Soltanto 2 stazioni. Sì, ma quelle sono per me, ragazzi. Sì, naturalmente. Sì, naturalmente. 4 probabilità. Dai. Hai vinto un concorso di cruciverba, ritira 100 euro. Hai vinto un concorso di cruciverba, ritira 100 euro. Ma mi stava derubando, guarda. Va bene, scusate. Dai, tocca a me. Forza. Ragazzi, devo fare un 4 e non vi ho mai chiesto niente, devo fare un 4, vi prego. Me li voglio anche leccare adesso. Guarda che non c'ho mica la scabbia, sai. La scabbia? Che orrore! Lo sapete che la scabbia è causata da tanti piccoli acari che si attaccano alla pelle e la divorano letteralmente? Tanti! Come nella metropolitana di punta! Ma che da piccola per caso hai ingoiato un Larus medico? Spiritoso! Dai, smettila. Sì, 2-2, dai! Stazione Sud, bellissima, me la compro e ritiro perché ho fatto doppio. Stazione Ovest, aspettami che papà sta arrivando. Dio, quanto è pesante! Ti odio! Anch'io! Tu dici imprevisti. Paga la fattura del medico, 50 euro. Fanculo, il medico ancora non è arrivato, già le mette fatture. A proposito, Peppe, sai qualcosa? Vado a sentire. No, aspetta, stiamo giocando adesso. Sono qui. Rimane solo la stazione Ovest. E che dite se la mettiamo all'asta così possiamo cominciare la seconda parte del gioco prima possibile, eh? No, nessun aumento di prezzo, vi prego, ho giusto i soldi per comprarla, guarda. Camillo, ma perché sei così fissato con le stazioni? Non c'è posto per sbaglio. Perché nelle stazioni ho passato l'intera vita io. Nella stazione nord, quella che hanno chiuso. Sì. Lì ho incontrato mia moglie, pensa, sì. E nella stazione est abbiamo scoperto che era incinta. Sì. E nella stazione sud abbiamo concepito il nostro secondo figlio. Copuli nelle stazioni. Sì. Ma non nella sala d'aspetto, no, nei vagoni letto, è molto più comodo. Dai, forza. Niente? No. Niente. Fred, tocca a te, eh? Sì, tocca a me, eccomi. Andiamo. La. 9! Stazione Nord, mi devi 100 euro e quando ce l'avrò tutte e 4 me ne dovete 200 alla volta. Aspetta, papà, non ti dispiace se ti chiamo papà? Tu che sei così bravo con i conti, ti sarai accorto che 5 persone giocheranno prima di te. Non prenderai mai la stazione Ovest. Che cosa vuoi scommettere? Quello che vuoi. Bravo, però soldi veri. No. No. Siamo con diversi livelli di gioco, qua la faccenda si complica. No, ragazzi, è una scommessa fra amici, dai. Siamo già Che ne dici di 50 euro? Andata. Ti avverto, se la trasformiamo in una bisca io smetto. Hai ragione. Ma vabbè, hai ragione. Lasciamo stare. Dai, andiamo avanti, forza. Bianca, tocca a te. Dai, No, io non posso, sono in prigione. Se fai un doppio puoi uscire. Vero. Sì, però non potrà mai arrivare alla stazione Ovest perché dovrebbe fare 5 e 5 non è un numero doppio. Però potrebbe fare un doppio 1 e poi 1 e 2, così ci arriverebbe. Giusto, brava. Però potrebbe fare un doppio 1 e poi 1 e 2, così ci arriverebbe. Sì, no, se ci riesce giuro che mi faccio prete. Grazie, ma la Chiesa non ha fatto bisogno di te. Ha parlato il portavoce del Vaticano. Se proprio lo vuoi sapere, il mio taxi è una specie di confessionale. Un sacco di persone mi affliggono con i loro problemi. Alcune mi affliggono, altre mi maltrattano, ma quella è un'altra storia. Io non voglio che io confessi mai
Ah, non sono d'accordo, Maria. No, assolutamente. No. Sono rare le persone che capiscono il mio problema, lo immagini, vero? Beh, tempo fa ho incontrato uno stronzo! No, veramente no, un tassista meraviglioso. Nell'arco di 2 minuti aveva già capito tutto. Per mia fortuna aveva visto la sera prima in TV un documentario sul mio disturbo ossessivo compulsivo. Bene, ha cominciato a farmi 1000 domande, nessuna fuori luogo. Abbiamo avuto una discussione così intensa a livello umano che avrei desiderato restare bloccato nel traffico per non far finire mai il viaggio. Quell'uomo, quel giorno, mi ha fatto un regalo meraviglioso. Per qualche istante mi ha trattato come una persona normale. Questa è una cosa che fa piangere, ma guarda come si lancia il ragazza. Personalmente io lo ritengo un gesto un po' fuori luogo. No, io invece lo trovo carino, a meno che tu non abbia l'herpes o qualcosa del genere, in verità. Adesso tocca a me, eh? Sì, dai, vai. Due! Esco! No, appoggiate i dati con la mano, dai. No, non è vero, li hanno già presentato. Camillo, fai elettrica. Capirai, 8 euro. Guarda, te li abbono se tu mi prometti di non fare 3 adesso. Però se fa 3, la tonaca non basterebbe. Padre Camillo, protettore dei tassisti. Amen! Amen! Vado, Forza, 8. quasi. Steggio, niente. Bene, tocca a me. Sì, Peppe, dai. 5 e 5. Oh. Ah, peccato, sono a casa mia. Avrei voluto portartela via. Voglio dire Le però, stazioni sono le vie, c'è scritto su tutti i cartelli, non potete evitarlo. 11. 11. Oh, sei sulla proprietà di Maria, dai. Quanto ti devo? Tu mi devi di che? Sono a Largo Augusto? No, ancora no. No. Largo Augusto 28 euro. No, non voglio i tuoi soldi, risparmiali. Ma se dicessero tutti così in quel quartiere sarebbe perfetto. Tocca a te. Dai. Sì. Tira Maria. Tira. 8. 8. Probabilità. Convertitevi immediatamente all'Islam. Multa per ubriachezza 20 euro. Questa è buona, io non bevo mai alcol. È il mio turno, è il mio turno. Vai. 3 imprevisti. Imprevisti. 3 imprevisti. Dai che tocca a me. Aspetta, non ho nemmeno letto la carta. Scusa. Aspetta, non ho nemmeno letto la carta. Paga una multa di 10 euro, pesca una carta probabilità. Dai, forza. Paga una multa di 10 euro, pesca una carta probabilità. Decidi, Che dai, forza. faccio? Che faccio? Onestamente non lo so. Con 10 euro non vai in rovina, Dai. Aspetta. Lili, questo è un gioco, è come nella vita, bisogna rischiare. Rischiare, brava. Dai, via. Pensi? Pesca la Pensi? Sì. Perché mi guardi così? Che ho? Mi sono macchiata? Dove? No! Pensavo, se pagare una multa di 10 euro, pescare una carta probabilità. No! Pensavo, se pagare una multa di 10 euro, pescare una carta probabilità. Io vorrei giocare se non ti dispiace. Aspetta un momento. Lili, pesca una carta fortunata, non hai nulla da perdere. Ok, la pesco. Ok, la pesco. Vai, brava. Forza. Vediamo un po'. Che c'è? Vai alla stazione Ovest. Scemo! Vai alla stazione Ovest.
queste. Se passi dal via ritira 100 euro. Vabbè, Se passi dal via ritira 100 ma euro. dannazione, ho perso anche la stazione sarai contento. Grazie Peppo, grazie tante. Senza i tuoi consigli li avrebbe pagato e gli avrei avuto un'altra possibilità. Dimentichi qualcosa? Cosa? Vedi, quello che sembrava stupido, dai. Perché? Ma allora ride su Dai, Quanti soldi? Avevamo detto di no. Già. Andiamo. ora che tutto il tabellone è stato venduto possiamo cominciare con gli scambi. Scambio qualunque cosa per la stazione Ovest. Bravo. Non ti preoccupare, te la cedo. Brava. Non ti preoccupare, te la cedo. Brava. In cambio di che? Spendano. Tutto. Tutto. Che vuol dire tutto? Tutte le tue proprietà, tranne le stazioni, ovviamente. Tutte le tue proprietà, tranne le stazioni. Sembra una follia, scusa. E inoltre tutti i tuoi soldi. E inoltre tutti i tuoi soldi. No, ma sei pazza, scusa, ma se do tutto a te, a me che mi importa? Stai zeppa! Ti rimangono le 4 stazioni? Ma non ti vergogni di essere così avida? Andiamo avanti. Sì, fermi, ci sto. Ecco, tieni. Tutte queste proprietà e anche 320 euro in contanti. Guarda, questa non è uno scambio, questa è una rapina. Finalmente sono riuscita a contattare l'aeroporto di Fiumicino. Oh, veramente? Meno male. L'aereo del dottore è atterrato ma è bloccato sulla pista a causa della passerella rotta. Una passerella rotta? Una passerella rotta? Merda! Sì, è un pezzo di merda. Merda! Mi dispiace, ma non dipende da lui. Il dottore è il primo a essere infastidito da questo contrattempo. Contrattempo. Quindi che vuol dire? Che non verrà? Che oggi non verrà? Sì, verrà, ma non prima di un'ora, forse 2. Un'ora o 2? Trovo deplorevole che dei pazienti vengano trattati in questo modo. Un'ora o 2? La chiama contrattempo. Questo non è un contrattempo, è una vergogna. Sì. Non si dà un appuntamento così importante a 6 persone sapendo di arrivare all'ultimo momento e dall'estero poi. Una cosa del genere, un'organizzazione così può saltare per qualunque imprevisto. Eccola qua la prova, vedi? 6 fissi che aspettano in questo. Porcine! Merda schifosa! Oh, dai! Fanculo alla simmetria! Vabbè, tanto avrei vinto io, avrei spennato, io sono campione! Mi ascolti bene, signorina. Io me ne sto andando. Dica al suo medico che avrà mie notizie. Un anno di attesa per finire a giocare al Monopoli è indecente. E gli dica anche che avrà mie notizie, perché anche se non sopporti i virus, ho intenzione di infestare il suo sito internet. Internet. Dica da parte mia anche al signor dottor Cooper, a Luminare, che è un gran cazzaro! Sinceramente non so cosa dire, solo che sono veramente Desolata, sì, la sappiamo la canzone, la conosciamo, ma non se la può cavare così, Chiaro? Ma, Bene, me ne vado. Me ne vado anch'io. Bene, me ne vado. Veramente? Perché? Perché se il dottore arriverà tra un'ora o 2 sarà troppo tardi. Perché se il dottore arriverà tra un'ora o 2 sarà troppo tardi. Allora vado anch'io. vabbè, se se ne vanno tutti. Fred, tu che fai? Francamente non saprei, mi avevate convinto con questa cosa della terapia di gruppo, però se tutti vanno via adesso... No, io no, se tu rimani io resto. Ah, davvero? Sì, voglio proprio sentire che cosa ci dirà il dottor Cooper. E se non sarà convincente, giuro che un cazzotto se lo becca illuminare. Amen. In questo caso resto qui con te, se non altro per non farti fare una sciocchezza. Grazie amico mio, grazie tante, davvero. Fred, tu resti qui con me allora. Sì. Peppe, scusa un attimo, prima che tutti se ne vadano, tu che hai già partecipato a queste terapie di gruppo, come funziona esattamente? Oh, è facile. All'inizio tutti si presentano e espongono il proprio problema. Poi si lavora individualmente lotti. Lotti? Sì, l'intero gruppo si focalizza su una singola persona. Senza toccare, spero. Guarda che non è mica un orgio. Un orto, che orrore. Pensa quante malattie si possono trasmettere. Scusa Peppe, se ho capito bene, in questa terapia il vero medico è il gruppo. Sì, il medico dirige, ma è il gruppo che lavora. Allora
perché non lo facciamo? Stai scherzando? No, davvero, non sto scherzando. E visto che ormai sappiamo come funziona, facciamolo, no? Tanto più che Illuminare ci ha dato buca. Ma non siamo terapisti. E poi, anche se partecipano tutti, il dottore è presente per guidare i pazienti. Un po' come il pastore guida il suo gregge. Mamma mia, eccola la bigonna. 10 punti per la metafora. Camillo, per cortesia, basta con l'arroganza. Ma no! Che cazzo! Signore! Uno si esprime come può. Beh, in un gruppo in cui tutti si beccano, non può funzionare. Sono perfettamente d'accordo. Se non siamo in grado di rispettarci a vicenda avendo problemi simili, non possiamo aspettarci che ciascuno di noi sia tollerante verso gli altri del gruppo. Sì, ma... Sì, ha ragione. Sì, hai ragione, Bianca. Allora, perché che facciamo adesso? Quello lo vogliamo fare. Lo vogliamo fare? Per me va bene, tanto non abbiamo nulla da perdere. Andiamo, bravo, bello. Tu che vuoi fare? No, io ho sempre avuto paura dei gruppi, però con voi 5 penso di fare. Ah, bravo, dai. Bianca, giuro che se rimani ti faccio fare le pulizie generali. Non lo so, sinceramente non ho molta fiducia in questo genere di cose. Namo se ne! Dai, Bianca, aspetta. Dai, forza, Bianca. Lili, tu che fai? Se tutti restano, resto anch'io. No, Se tutti restano, resto anch'io. Coraggio, Bianca, adesso ci conosciamo tutti un po' meglio e sarà più facile. Certo. Dai, forza, Bianca. Non ti lavare sempre le mani di queste cose. Se non puoi farlo per te, fallo per il gruppo. Ah, adesso anche ricattatore emotivo. Ok, d'accordo, ci proverò, ma lo faccio solo per accontentarmi. Brava, grazie. Allora rimani soltanto tu. Maria. Mannaggia, mi hai fatto male, guarda. L'azione con me non funziona, non resterò mai. Questa cosa della terapia è solo la simulazione di una consultazione e basta. Perché? Perché ragazzi? Su. Perché non mi piace l'atmosfera. Tra Fred che non lo fa apposta e tu che ci metti il carico, mi sembra di essere in un'osteria più che in uno studio medico, ecco. Ma se Camillo facesse uno sforzo, non faresti anche tu uno sforzo per stare? Il fatto è che devo prendere un treno e potrei rimanere al massimo mezz'ora. Ah, aspetta, non è che mi stai dicendo che sei anche aspetta un attimo, ecco qua. Siderodromofobica? E che cos'è? Siderodromofobia, paura eccessiva di perdere il treno. Oh, e come si chiama la paura eccessiva di perdere l'aereo? Che io ne incontro un sacco, che ne soffrono i miei taxi. Aerodromofobia. E come si chiama chi si perde nella vita? Tassista! Scusa, quanto hai detto che duravano le sedute della tua terapia? Un'oretta all'incirca. Ah, lo vedi, mi dispiace, ma anche con la buona volontà mi è assolutamente impossibile. No, ma aspetta Maria, scusa. E hai detto che all'inizio tutti si presentavano e esponevano il proprio problema, giusto? Sì, è come un rituale di base prima di cominciare il lavoro vero e proprio. Questo rituale, grosso modo, quanto dura? Metà della sessione. Il che vuol dire che soltanto la seconda mezz'ora è quella dedicata alla terapia vera e propria. Sì, Camillo, sì. Perfetto. E allora, visto che noi ci siamo già presentati e tutti quanti conosciamo i problemi degli altri, se andiamo dritti all'argomento in mezz'ora abbiamo finito. In ogni caso non posso perdere il treno. No, rilassati Maria, ti prego. Scusa, se cominciamo subito, al ritmo di 3 minuti ciascuno, in 18 minuti avremo finito. E avrai altri 12 minuti per raggiungere il treno. E pensate di risolvere i problemi che ci affliggono da anni in 3 minuti? No, non so, ma almeno proviamo. Guarda, non è per farmi pregare, però io proprio Dimmi no. di sì.
Non ci capisco più niente. Fred, tu che ne pensi? Guarda, personalmente questa cosa mi dà sui idee. Però so che non mi giudicherete, vi conosco abbastanza bene. È vero. Capito? Che si stava incagliando. Ragazzi, scusate, abbiate pazienza. 3 minuti. Meno di quanto nostro padre ci ha messo per concepirci. Va bene, mi arrendo. Oh. Ma Dio mi è testimone che non ci credo neanche un po'. Dio ti è testimone, anche il testimone di Geo. Cosa dovremmo fare in questi 3 minuti? Che ne dici di una preghierina? Veramente? Ma no, è una battuta. Dai, ecco, diglielo. Per 3 minuti l'intero gruppo si concentrerà su una persona per aiutarla a battere il suo disturbo. Ah, scusate, ma mi sembra tutta una grande sciocchezza in verità. In pratica ognuno di noi dovrà affrontare il suo disturbo ossessivo-compulsivo di fronte agli altri. Il concetto è quello. Lo facciamo? Lo facciamo? Lo facciamo! Ognuno prenda una sedia. Dai. Scusa, e come ci mettiamo? Cerchio! No, 3 e 3. Allora, Così, mettiamoci così, possiamo Sì. Si immerge! guardate qui. Sì. Sì, ecco. Grazie. Ecco, allora che facciamo? Lo facciamo in ordine d'arrivo? tanto vale allora che stressato per stressato mi tuffi per primo. Ah, trampolino, piscina, rubinetti aperti. Sto scherzando, dai. Allora, che devo fare? Ah, è facile. Per 3 minuti dovrai evitare insulti, gesti osceni e tic. E stai lì. Con la mia sedia? E che cani? Sì, certo. Guarda, Dai. alla mia età non credo più ai miracoli, però tanto vale provarci. Allora, qualcuno ha un orologio? No, non ce n'è bisogno. Cronometro pronto. Dai. Io cado su tutto ciò che si muove. Bene, si inizia alla grande. Scusa lo stress. Ragione, Fred, lo sappiamo, vai tranquillo. Coraggio, Fred, siamo tutti con te. Bene. Stronzo! Va bene, mi sembra che questo esperimento stia fallendo molto rapidamente. Non è un esperimento, Maria, è un esercizio di solidarietà. No, certo. E poi se tu la smettessi di scaricare vibrazioni negative sul gruppo. Vibrazioni? Vibratore no, temo che non dovremmo cominciare da me, no, non gioverà al morale del gruppo, no. Non ce la fai a filtrare almeno qualcuna delle parolacce che ti vengono in mente? Porca troia! Sì, senti che filtro. Scusa, è lo stress, più sono stressato più è forte l'attacco, ormai lo conosco il meccanismo, riesco a calmarmi solo se riesco a mettere a mollo i piedi, sì, in verità. Quanto mi resta? 1 minuto e 45 secondi. Scusate, mi dispiace, si apre la finestra. Apri le gambe! Scusa Bianca, scusami. Niente. Che peccato se il dottore ci vedesse, siamo un orrore. No, ma il dottore si sta divertendo con la passerella. Adesso dipende solo da noi. Manca 1 minuto. Cornuto! Oddio, quest'uomo non la smetterà mai. Cerca di concentrarti, trattieni. Ricoglionito! Vedi, questo va molto meglio. 30 secondi. Ancora, e tutto questo non finirà mai. Fate schifo al pisello! Scusa, però perdonami, se non mi scuso Camillo mi schiderà. Oh, non ti preoccupare, ormai mi sto abituando. Attenzione, 5, 4, 3. Voi, bastardi nati da una madre mignotta! Per coronare il disastro. Vi avevo avvertiti che come non c'era niente da fare. Chi è il prossimo? Questo fallimento non vi basta? Non dobbiamo aspettarci miracoli, Maria. Mica siamo a Lourdes, sai. Magari Sai, tocca a me, eh? Sì. Devo riuscire a non fare conteggi per 3 minuti. Sì. Dai, vediamo. Attenzione, pronti? Sì. 3, 2, 1, via. Dai.
Dai. Di qualcosa qui. Forza. Cosa vuoi che ti diciamo? Andiamo, qualunque cosa che mi costringa a fare i calcoli, che così io potrò resistere, no? Dai. 12 volte 12. 144. Questo è quel che si dice resistere. No, scusate, non ero concentrato. Dai, adesso sono pronto. La data della Costituzione italiana. Non ero ancora nato. Regioni a statuto speciale. Non sono mai uscito da Roma. Bravo Camillo, che impressiona. Guarda che non è così difficile il mondo, no? Boing. 747. Con voi non posso mai abbassare la guardia, eh? Dai, la terza volta è quella buona, dai. La morte di Franco. Qualche mese dopo il ritorno del re. I nani. 7. No, dai, adesso mi chiedete pure quanti erano i dalmata, su, dai. I peccati capitali moltiplicati gli intocchi di Capodanno diviso i fratelli Danton. 7 per 12 diviso 4, 21. Scusami, non volevo metterti di No, hai ragione, Fred. La guerra è guerra. D'altra parte ho cominciato io, no? Dai, resiste. Peugeot. 205. No, le macchine, no, dai. Goya. 1738, 1828. Vi prego, no, le strade di Roma le conosco tutte. Paracetamolo. 500. Posti a sedere. 133 compresa la galleria. Pi greco. 314. Odissea dello spazio. 2001. I comandamenti. 10. I tre porcellini. 3 porcellini erano 3. No, basta. Siete crudeli, è finita. Il tempo è scaduto. Non lo so, ma figurati che non lo vedi che non funziona. Aveva ragione Maria. No, aveva ragione Maria. Questa non è una terapia, questa è una tortura. Ma non dire così, abbiamo visto tutti che hai fatto un grande sforzo. Quale sforzo? Che sforzo? Che non lo vedi che sono un computer con le gambe? Che si fa fregare dai 3 porcellini, dai, i 3 porcellini, ma che vergogna! Siamo 3 piccoli porcellini, siamo 3 fratelli, ma nessuno ci dividerà. Se volete andare andate pure, tanto io rimango qui con Fred e ci facciamo una bella partita di scacchi. No, scusa, non ho anche io diritto alla mia terapia? Ma tanto non funziona neanche con te. Perché? Perché, scusa, non funzionare con te? Perché dici così? Perché? Solo perché non ha funzionato per te non vuol dire che non funzionerà per gli altri. E se alla fine funzionerà anche solo per uno, allora ne sarà valsa la pena. Certo. E se alla fine funzionerà anche solo per uno, allora ne sarà valsa la pena. Brava. Io non voglio smontare nessuno, io non ci credo più, ma se vogliamo andare avanti andiamo avanti, figurati, non sono io a scoraggiarti. Non forse. sembrava da quello che avevi detto. Vabbè, che c'entro, dai. Allora, forse. Bianca, tocca a te, dai. Sì, Dai. è il mio turno. Ci provo. Dai, Bianca. No! Per 3 minuti dovevi stare senza lavarti le mani. Perché altrimenti sarebbe troppo facile. Perché altrimenti sarebbe troppo facile. E senza aprire la finestra. Ho appena chiuso. Va bene. Dai, Ci sei provo, pronta? eh? Dai. Pronti? Pronti? Sì. Partenza, via! Guarda che mani sporche, che ho chiesto dove l'ho messa. Anche le mie, ma quante sono sporche? E le mie. Che cosa orrenda! Mi pulsano le dita! Aiuto, basta, smettetela, mi prego! Ma te l'ho detto che non funziona, aveva ragione Maria. Già, però adesso desidero che si arrivi fino in fondo. Ah, cambia idea velocemente. 3 minuti volano e forse questo potrà aiutare qualcuno, Il mio sapore! Sto arrivando! Sto arrivando! Ti voglio cominciare! Oh, quella poveretta deve sentirsi in colpa. Non dovrete, perché non le sarà di nessun aiuto. Sì, sarà devastata. Per fortuna Lili è con lei. A proposito, che stanno facendo? Ehi. Ma e poi eccole, sono tornate. È tutto bene, Bianca? Sì, scusate, è che sono semplicemente esplosa. Nessun problema, possiamo continuare. Dai. Va bene, però per favore
E allora io ti chiedo di fargli toccare le tue mani almeno una volta, perché le mie sono molto, molto pulite. Anche le mie, anche le mie. E le mie. E le mie. E le mie! Le mani! Avete visto, sta peggio di me, non è riuscita a resistere neanche 10 minuti. Le copie non sono facili da superare, La capisco, succede a me la stessa cosa con le righe. Vabbè, adesso che torna, che facciamo? Passiamo al prossimo, no? No, dovremmo dare un'altra possibilità. Sì, poveretta. E che facciamo? E se facessimo così? E se facessimo così? Beh, non è male. No, un'ottima idea. Una grande idea. Solo questo? Ragazzi, facciamoli tutti insieme quando rientra. Si sta trasformando velocemente in una seduta di umiliazione. No, non sono d'accordo, per noi non lo è. Allora, che facciamo? Continuiamo? Continuiamo. Maria, tocca a te. Tocca a te. Beh, aspettiamo almeno che torni, giusto? Certo, sì, certo. Sai che quando Maria va in bagno 3 volte di seguito, la terza volta è quella che ci impiega di meno. Quanti secondi ci vogliono? 23 in media. Tant'è che sta rientrando fra 3, 2, 1. È finita? È finita, è finita. Allora è vero che lì dentro hai un timer. Sì, un po', hai anche un lettore MP3. È il turno di Maria, è il turno di Maria. Oh signore, temo il peggio. Dai Maria, dai, forza. Vediamo, che cosa devo fare? Per 3 minuti dovrei stare senza controllare nulla. Certo, sì. E senza farti il segno della croce. Mi raccomando, sei pronta? Questo è tutto? Sì, dai, va bene. pronti? Sì, Partenza, via! Ce l'hai o non ce l'hai le chiavi di casa? Certo che le ho, Sicura? al 100%. Sicura, sicura? Sicura. Hai controllato? Più volte. Alle volte pensiamo di aver controllato, ma poi le chiavi non sono nella borsa. E per errore troviamo il portachiavi sbagliato. Magari riconosciamo il rumore, ma alla fine è un'altra cosa. Come un fermaglio delle monete sciolte, come un fermaglio delle monete E sciolte. senza la chiave non si entra dentro casa. Il gas? La luce L'acqua? che inonda tutto, che inonda tutto. E infine l'appartamento esplode. Boom! Oddio. Entrate in travaglio! È una turistica calentica. Cagona! Maria! Un bicchiere d'acqua. Acqua. E a casa della finestra. Posso davvero? Calma. Respira. Respira. Togliete il foulard. Respira. Calma. Va meglio. Ogni volta che mi succede, secondo il mio medico si tratta di spasmofilia. Non è una cosa grave. Non è una cosa grave. Respira. Quando in generale non infarto. Mamma mia, però prima ha roteato gli occhi all'indietro, sembrava quella dell'esorcista. Avevo paura che roteassi anche la testa. Mi sarebbe piaciuto, Perché dici così, dai, il polso è 118 in discesa. Pensa, tu adesso fai parte del gruppo, Maria, e il gruppo è sacro. Respira. Dai, Come ti senti adesso? Come ti senti? Come ti senti? Sto bene, grazie. Da parte mia l'esperimento è finito. Avanti il prossimo. No, dai. Allora, tocca a te. Ok. Dai. Che devo fare? Ti faremo Che delle devo fare? domande un po' stupide. Tu dovrai rispondere dando la risposta una volta sola. Ok, ci provo. Sei pronta? Sono 3 minuti, Sì. Sono 3 minuti. Solo 3 minuti, dai. Partenza, via. Quanti anni hai? 43. Ti sei sforzata adesso? Beh sì, certo. Dove vivi? Ariccia.
Proprio non ce la fai a non ripetere tutto. Vorrei non farlo, ma non ci riesco. Vorrei non farlo, ma non ci riesco. Perché? È come troppo complicato nella mia mente. È come troppo complicato nella mia mente. Prima hai detto che hai paura di morire. Sì, io ho qualcuno della mia famiglia. Oh, Sì, io ho qualcuno della mia famiglia. oh, povera ragazza. Sta piangendo, sta piangendo. Non preoccuparti. Piangere fa bene, eh? Siamo tutti contenti. Ragazzi, posso provare una cosa io? Merda! Aspetta. Lilli, ripeti con me, Pica pica. Pica pica. Dai. Can can. Can can. Dai, che c'è? Dai, che ce la fai. Toc toc. Toc toc. Adesso chiudi. Dai, che ce la fai? Dai. Non funziona. No, non funziona. Stai meglio, Lili? No, è molto difficile convivere con questo. No, è molto difficile convivere con questo. Dai, su, un bacino. Prima o poi lo supererai. Vedrai, io ho intuito per queste cose. Sicuro. Grazie davvero. Siete adorabili, ma il mio problema non può essere risolto. Grazie davvero. Siete adorabili, ma il mio problema non può essere risolto. Non per scoraggiarti, Peppe, ma dobbiamo ammettere che finora abbiamo tutti fallito miseramente. Vabbè, parla per gli altri. Io ho resistito 10 secondi. E sai quanta distanza può percorrere la luce in 10 secondi? 2.997.912 chilometri. Visto? Non sa trattenersi. Aspetta. Mica era il mio turno, sai. E poi comunque preferisco sbagliarmi con questi calcoli complicati piuttosto che i 3 porcellini. I 3 porcellini, ma che vergogna! No? Tre piccoli. È curioso come tutto il gruppo metta sempre me in mezzo. Avete trovato un bel capro espiatorio. Per fortuna non sono suscettibile. Sapete che cosa sarebbe bello che accadesse adesso? Che Pet riuscisse ad ottenere quello che nessuno di noi è riuscito ad ottenere. Ebbene, direte che lo dico perché prima mi ha baciata? Ebbene no, onestamente sarebbe meraviglioso a livello personale se 5 persone che fino a 2 ore fa neanche si conoscevano aiutassero un'altra persona a superarsi e a porre fine una volta per tutte al suo maledetto disturbo ossessivo compulsivo. Personalmente, se Peppe riuscisse a raggiungere un risultato concreto qui ed ora davanti a noi, non sarei più triste per aver fallito, soprattutto perché sarei orgogliosa di averlo aiutato a vincere la sua battaglia personale, e questo non solo darebbe più fiducia a lui, ma darebbe speranza anche a tutto il gruppo. Cosa sarebbe bello che accadesse? Secondo tempo! Personalmente mi piace di ascoltare. Lo trovo così bello, no? Sì, bellissimo, dal cuore direttamente alla bocca. Personalmente è stato fantastico, ora sono un po' sotto pressione. Cosa
sapere che l'hai data a sentire che fa e questo non solo darebbe fiducia a lui, ma darebbe speranza anche a tutto il gruppo. Mi piace ascoltarti, continua mia cara. No. È divertente come voi diciate che vi è piaciuto e poi non prestiate attenzione quando lo ripete, Perché sappiamo già quello che ha detto. Certo. Toglie tutta la suspense. Piscia chi? Da chi? Oh, questo mi mancava. Grazie Lili per avermi sostenuto. Mi ha toccato l'anima. Ora però non odiarmi se fallisco. Non preoccuparti, non preoccuparti. Buona fortuna. Buona fortuna. Già, eccoci qui a baciarci liberamente. Gelosona. Vedete che perdo il treno con tutte queste sciocchezze. Il tuo treno, non ti preoccupare, te lo gestisco io. Tanto più che adesso Bianca tornerà esattamente fra 23 secondi. Abbiamo giusto il tempo per preparare Pep per la sua prova. Dai. Tam 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 tam. Agente Pep, Sì. la tua missione, se vorrai accettarla, sarà quella di camminare sulle strisce, tutte, sulle righe dritte, quelle storte, quelle grosse, quelle sottili, tutte. E se tu o i tuoi compagni verrete catturati, la nostra agenzia non riconoscerà le vostre azioni. Questo messaggio si autodistruggerà fra 3, 2, 1. Sempre un sacco di risatine quando torno dal bagno, vero Camillo? Beh sì, stavamo ridendo, ma non di te. No. Giuro. È Beppe che deve rispettare le regole, deve camminare sulle righe. Sì. Immaginavo che sarebbe stato questo il suo pegno. Non è un pegno, scusa, mica stiamo facendo un gioco, sai. E da questo momento in poi nessuna risatina, mi raccomando. Dai, forza Peppe. Che dici? Va meglio così? Ora sono un po' sotto pressione. Sono sicura che ci riesci. Sì. Sono sicura che ci riesci. Peppe, via al cronometro. Dai Peppe, siamo tutti conti. Forza Peppe, ce la puoi fare! Devi farcela! Sì, per Per noi. il gruppo, per il gruppo. Per il sacro cuore di Gesù. La pubblicità clandestina è vietata. Dai! Forza Peppe, vedrai quanto è bello, coraggio! Non posso, è troppo dura. No, dai, canta prima, quando ti sei seduto sulla sedia. Dai, balla se vuoi, ma fa qualcosa, su. Non posso, ti dico. Sono completamente bloccato. Bloccati. Dai, fai. Ma guarda, una sola riga. Dai, una. Una. Forza Pep, fallo per me. Mi piacerebbe, ma... Forza Pep, fallo per me. Dai. Va bene, una piccola. Sì, dai. Forza, Dai, se lo faccio mi darai un altro bacio? Te ne darò due. Te ne darò due. Ok, allora. Vai. Due baci. Dai. Datemi un incoraggiamento, per favore. Forza! Provaci. Vabbè, dai. Dai, su. Forza, Dai, metti il piede. Dai. Provaci. Forza ragazzo. Dai, noi siamo pronti quando vuoi, Dai. Vai, Dai. Non ce la faccio, sono bloccato. E se io ti dessi una spinta? No, grazie. Non No. credo che sia una buona idea. Va bene, scusate, se non riesce a prendere una decisione per conto suo, almeno l'aiutiamo. Ho detto di no. Deve farcela da Dai, sola. dai, E dai, incoraggiamolo ancora. Forza! Dai, incoraggiamolo ancora. Forza! È fredda? Mamma, dai, forza, dai. No, basta, fermatevi. Game over, finito. Comunque il tempo era scaduto. Però ce l'ha. Lo sapevo, vi ho deluso. Mi dispiace, devo andare. No, il tuo posto è qua.
Poi voglio dire, farlo per ultimo non è affatto facile, Non credo che ci sarei riuscito anche se l'avessi fatto per primo. Non è detto, bisognerebbe cominciare da capo al contrario per vedere. No. Il mio treno, Ah, hai rotto le palle col tuo treno. Ma non puoi dire scocciare come Sì, tutti. hai ragione, hai scocciato le palle con questo treno. Un minimo di educazione. Cazzo! Oddio, volete che Maria abbia un altro attacco di spasmofilia? Guardatela! Ma quale attacco? Ma quale attacco? Quello è stato tutto un numero da vecchia signora. Numero da vecchia signora! Numero da vecchia Ma signora! stai esagerando, Sì, papà. hai proprio ragione! Ma non credo che Camillo intendesse dire quello che ha detto, Certo che sì. Tu e la tua malvagità possiate bruciare all'inferno! Sì, così avrò il culo caldo, a differenza di qualcun altro. Se non avessi paura di sporcarmi, ti darei uno schiaffo! Dai, provaci, dai, che ti vomito addosso. Dai. La coraggiosa, vieni. Questo maiale ti dice di andare all'inferno. Ora stai andando oltre. Non posso perché faccio il tassista, anche la mia rabbia è automatizzata. Esci dal suo corpo, Satana! Io sono Satana, Satana vive in me. Questo è peccato! Il pappagallo, lo sentite? Cocorito! Non so chi mi trattiene da tirarti un pugno in faccia. Te lo dico io che mi trattiene, le righe. No, Camillo, abbiamo detto senza presa in giro. Il gruppo si sentirà tradito. Ma quale gruppo? Che gruppo? Per me il gruppo non conta più. Sì, perché io le parolacce le dico quando voglio. Chiaro? E le dico una volta sola senza ripeterle. E non ho paura delle righe, non ho paura delle malattie, né del loro Dio benedetto. Eccolo, si è fotografato. Tutto il pomeriggio appare il gentile e simpatico. In fondo sei un ratto. Un ratto, sì, sono un ratto di quelli belli grassi, con tutte le infezioni che ci sono, e tutti i virus, il virus della parotite, della varicella, della scarlattina, la lebbra, la malaria, il colera. È pieno di herpes. Non è vero. Sì, l'herpes genitale, l'herpes orale e anche quello scritto. Ascoltami bene perché non te lo ripeterò 2 volte. Ascoltami bene perché non te lo ripeterò 2 volte. Che credibilità, figlia mia. Pensi che siccome sei più anziano di Peppe Bianca e me puoi fare quello che vuoi? Ebbene no! La prossima volta che osi disturbare qualcuno del gruppo, io prenderò una borsa di Mattia, ci metterò dentro un mattone e ti schiaccio nella testa! Hai capito? Rayman! Pensi che siccome sei più anziano di Camillo! Falla uscire. Non voglio risentirla dopo. Chiedile scusa. Sì, chiedile scusa, avanti. Mi dispiace. Ridillo, e per davvero. Ridillo, e per davvero. Mi dispiace ragazzi, io non so che cosa mi sia preso. Io forse questa terapia mi ha dato sui nervi, che posso fare? Non mi sembra un buon motivo per prendersela con noi. Sì, avete ragione, sono stato uno stronzo. Ecco. Sì, come un tassista. Ma dove è finita la tua carità cristiana? Nel culo! No, sicuro. Sì, La ricredia, c'è stato un Figliolo, mi sarebbe piaciuto che tu ce l'avessi fatta, sai? Sarebbe piaciuto anche a me. Sì. Non si può dire che non ti abbiamo incoraggiato, Sarebbe piaciuto anche a me. Eppure tanto, abbiamo fatto anche dei cori con il tuo nome. Aspetta, scusa,
Quante volte ti abbiamo incoraggiato? Francamente non lo so. Camillo? Sì. Quante volte abbiamo incoraggiato Peppe? Ciascuno? No, in totale. In totale Oh, non lo so. non lo sai. E ciascuno di noi? Ciascuno di noi non so neanche questo. E tu, quante volte solo tu? Solo io non ho idea, mi dispiace. Com'è possibile? È possibile perché non ho contato. Come? Sì ragazzi, scusate, non me ne sono neanche reso conto, mi dispiace davvero. È fantastico, è super fantastico. Che io mi stia scusando. No, che tu non abbia contato. Detto da te è sorprendente. Com'è possibile? Tu che conti tutto e di più non hai contato gli incoraggiamenti che abbiamo fatto a Peppe. Scusa. È possibile perché ero tutto concentrato su Peppe, la mia mente stava soltanto pensando a quante righe dovesse calpestare. Capito? Se fosse questa la soluzione? Che soluzione? Non lo so, il fatto di non considerarsi, non dimenticarsi. Perché dici questo? Non avete notato nulla poco fa? No? Nessuno? No, che dovevamo notare? Già, cosa? Che dovevamo notare? Quando Peppe è andato a prendere un bicchiere d'acqua per Maria che stava soffocando. Allora? Ha camminato sulle righe. Davvero? Sì. È vero, sì. E non ne ha calpestata una sola, erano 18. Te ne sei reso conto o no? No, Te ne sei reso conto o no? no, veramente. Col fatto che Maria stava soffocando, mi sono concentrato su quello che era più urgente. Cioè. Questo significa che ce l'hai fatta, Grazie, Peppe. Ebbene sì, in quell'occasione hai calpestato le righe, è un dato di fatto. Scusatemi, ma vale anche se non era il suo turno. Certo, perché non dovrebbe contare. Certo, perché non dovrebbe contare. Certo, quello che conta è il risultato. Esatto. E allora ci sono riuscito anch'io perché non ho contato tutte le volte che abbiamo fatto il tifo per Peppe. E saranno state 123. 2 successi su 6 non male, vero? Alla fine non è così disastroso come sembrava. Sì, sembrerebbe di sì. E 2 successi su 6 io non ci credevo, ma devo ammettere che sono molto buoni. E 3 anche meglio. E 3 anche meglio. Perché 3? Ce n'è un terzo. Terzo. Chi? Tu, Bianca. Bianca. Tu, Bianca. E cosa avrei fatto per meritare questo? Prima, quando ho cominciato a piangere, ti sei avvicinata per tirarmi su di morale tenendomi forte le mani e poi non sei andata a lavartele. Prima, quando ho cominciato a piangere, ti sei avvicinata per tirarmi su di morale tenendomi forte le mani e poi non sei andata a lavarle. E perché non si è lavata le mani? Perché era tutta concentrata su Lilli. Esatto. Quello che sta succedendo qui è molto importante. Credevamo che nessuno ci sarebbe riuscito, invece è vero il contrario. Certo, basta concentrarsi anche sugli altri. È vero, io mi lavo sempre le mani se qualcuno mi tocca o io tocco qualcuno, ma in quel momento, non lo so, non mi è proprio passata di mente, non so perché. Lo so io, perché tenendo la mano di Lilli le hai dato la tua amicizia e l'amicizia non è mai sporca. Wow! Manco il leopardi! Dai ragazzi, che siamo al 50% di successo, forza! Magari c'è qualcun altro, ma non ce ne siamo accorti. Sicuramente. Questa sessione di recupero è fantastica. Bene, a chi tocca adesso? Io torno subito. No, sto perdendo il treno. Non adesso, siamo nel bel mezzo di una situazione, lascia stare il tuo treno. Se perdi questo, prenderai quello successivo. Si sta a vedere che dovrò passare tutta la notte alla stazione dormendo da sola sotto la luna. Questo è pazzesco. No, ma vediamo, dai, che stazione è, quale treno e a che ora? Alle 20:30, Roma Viterbo alla piramide. Alla piramide? Già. La piramide è la mia postazione, dai, vedi? Fa culo! Trovato che? Mi sono ricordata di un'altra persona che per qualche secondo ha dimenticato il suo disturbo ossessivo compulsivo. Chi? Maria. Maria. Oh, sul serio? Sì. Oh mio Dio, ti ringrazio. E quando è successo? Prima, per qualche
secondo non hai fatto nulla, senza rendertene conto ovviamente, quando Lili ha minacciato Camillo di mettere un mattone nella borsa e di rompergli il cranio. Sì, me lo ricordo perfettamente. Sì, perché Maria controlla sempre la sua borsa. E perché avrebbe dovuto farlo? Perché avrebbe dovuto farlo? Perché quando viene pronunciata la parola borsa, Maria si lancia immediatamente sulla sua per controllare come un riflesso. Ecco la prova evidente, vedi? No, scusate, avevo solo paura di aver perso il ce l'ho. Maria, ti ricordi perché non l'hai fatto in quel preciso momento? Beh, ero così disgustata dal tassista che non ci ho nemmeno pensato in verità. Ora che abbiamo appurato che anche Maria ha battuto il suo disturbo ossessivo-compulsivo, ne restano soltanto due. Fred e Lili. Te l'ho detto, io non conto. Allora cerchiamo di ricordare se Lili ha dimenticato di ripetere qualcosa. Io ho ripetuto assolutamente tutto dall'inizio. Io ho ripetuto assolutamente tutto dall'inizio. Andiamo, non mollare prima di iniziare. Ma quanto l'ama la sua Lili. Quanto sei cafone a volte. Dai, non bisogna vergognarsi di amare qualcuno. Certo, io non mi vergogno. E se Lili vorrà che continuiamo a vederci, il mio numero è 333 321 123 333. 333 321 123 333. 333 321 123 333. Hai capito quello che Sta a vedere che li faremo sposare quei due. non è detto, può darsi che decideranno di vivere nel peccato. Sei sicura che da quando sei arrivata hai ripetuto tutto? Ma tutto? Tutto. Tutto. Tranne due paroline. Quali paroline? Già, quali? Due semplici paroline. E quali? Pi greco. Pi greco? Quando è successo? Pi greco? Quando è successo? Al turno di Camillo, quando poi lui ha risposto 314. Ma certo, abbiamo anche evitato tutta la lista dei decimali che non finisce mai. Contano due paroline! Contano due paroline! Certo che contano, secondo me. Per te, Nini, è stato un po' come per noi. Eri tutta presa dalla frenesia dell'azione, concentrata su Camillo e per qualche secondo hai dimenticato il tuo disturbo ossessivo-compulsivo. Qualche secondo non è molto. Qualche secondo non è molto. Sì. Quante volte ti è successo negli ultimi 10 anni? Grosso modo, mai. Grosso modo, mai. E allora quel secondo è prezioso. È come un bar lume di speranza. Lo capisci? Se lo capisci, rispondi sì, una volta soltanto. Dai, una volta. Sì! No, non ti bacio, grazie. Alla fine non è male questa sessione di no. recupero. Alla fine non è male questa sessione di recupero. E non credo che con il dottor Cooper sarebbe andata meglio. Esatto. Non credo che con il dottor Cooper sarebbe andata meglio. Esatto. E basta. Beh, credo che torneremo a casa tutti quanti con un ottimo sapore in bocca e con una grande speranza per il futuro. Tutti tranne te. Che non mi l'ho messo! Ecco, Fred, sono sicura che per qualche secondo anche tu sia riuscita a trattenerti. Ma certo, È guarda che vero? ha ragione. Sì. Non lo so, ma pensiamoci qualche secondo. Qualche secondo, eh? Sì, sì. Attenzione, ricordatevi il mio treno. Sì, tranquillo. Allora, io... Non lo so. Sì? Lo vedi? Lo sapevo. Parlato con il dottore. Dice? È appena sceso dall'aereo e sta arrivando. Ti chiede di scusarlo per il disguido, indipendente dalla sua volontà, e si augura che tutti possiate aspettarlo per la visita. Ma adesso, dov'è? A Fiumicino, il taxi sta arrivando. A Fiumicino, a quest'ora con questo traffico, Capirai. minimo 60 minuti. Allora, no, perdo il treno. Ah, l'hai già perso. Non
ancora. Sì, ti dico che l'hai già perso da 10 minuti. Mi avevi detto che mi avresti avvisato. E ti sto avvisando, hai perso il treno. Oh, certo che sei Un proprio... genio sono, un genio. Dai, avanti, dov'è che dovevi andare? Te l'ho detto, a Viterbo. Ah, Viterbo, certo, fascia 2. Se prendi un taxi ti costerà un rene. Vabbè, dato che io stasera mi sento buono, ti ci porto io. Non pagherò il taxi. No, tranquilla, non metto in moto il tassametro, figurati. Veramente? Oh, grazie, sei veramente gentile. Alla fine finiranno insieme. E quindi non aspettate il dottore? No, mi dispiace, ma abbiamo già aspettato troppo. Anzi, se vuole essere così gentile da lasciare un messaggio da parte mia. Certamente. Sì, dica al dottore che lo ringraziamo molto per non essere venuto, perché non so che cosa avremmo potuto fare con lui, ma sicuramente non di più di quello che abbiamo fatto senza di lui. Bravo! Bene ha detto, papà. E gli dica anche che se io all'inizio ero contraria, ora sono felice per quello che abbiamo fatto. E gli dica al dottor Cooper da parte mia che il suo ritardo è stata una rottura di palle! Anzi no, non gli dica niente, glielo dirò io quando lo vedo. Perché rimane. Certo, sono in pensione, ho tutto il tempo del mondo. Poi non voglio perdere la visita, anche per sentire cosa vi dice il grande illuminato. A proposito, dobbiamo qualcosa? No, naturalmente no. Almeno questo. Allora, cosa? Venite con me? Approfittate che metto a disposizione il taxi. Ah, No, Peppe mi porta in moto. Ah, sì? No, Peppe mi porta in In moto. moto, bravo. Bianca, vieni con noi? No, io vado con la mia macchina. La tua macchina, un'ambulanza. Vabbè, allora Fred, ci vediamo in giro. figlio di puttana! Grazie davvero. Anch'io non mi dimenticherò di te. Aspetta, facciamo una cosa. Sì. Ti lascio il mio bigliettino da visita. Se ti serve un taxi non mi chiamare perché sarò occupato, ma se ti serve un amico il numero è lo stesso. Grazie. Ciao Fred. Bocca al lupo. Grazie, Mi raccomando. ciao. Vieni, un biglietto anche a te. Bianca! Ciao Fred, sono proprio contenta di averti conosciuto. Ciao Fred, sono proprio contenta di averti conosciuto. Anch'io, bella. Anch'io, bella. Vieni, a te te ne do due. Fino a stamattina non ci conoscevamo. No. Ora sei una persona importante nella mia vita. Anche per me. Fred, Sì, eccomi. niente baci per me. Ecco, volevo dirgli Dimmi. che anche se non ce ne siamo resi conto, sono sicura che anche tu riuscirai a risolvere il tuo disturbo ossessivo compulsivo. Grazie Bianca, mi tocchi profondamente. Oh, che bello! Per una volta posso toccare qualcuno. Ciao a tutti. Ciao Bianca. Ciao. Ti porto a mangiare il mio piatto preferito. Qual è? Tonnarelli, cacio e petto. Portala via, portala Voglio farti un regalo. Con un grande piacere. È un'immagine di Padre Pio. Allora me lo pio. Che fai? Il merchandising adesso? Stai zitto, non sai neanche chi è. Grazie Maria, lo porterò sempre con me per ogni evenienza. Non posso garantire niente, ma forse potrà aiutarti. Andiamo, forza, andiamo! Per fortuna non è sabato sera perché sennò Roma-Viterbo chissà quanto ci mettevamo. Ecco qua. Mi ha chiamato, dottore? No, però visto che sei qui, ho finito gli appunti. Falli trasferire nel computer e poi spediscili quelli originali al mio studio di Vienna. Molto bene, dottore. È stato un bel gruppo, vero? Almeno da quel poco che ho potuto Un vedere. gruppo eccellente, il migliore di quest'anno. Penso sia stato migliore anche quello di Bruxelles e quello di Milano. Sì, meglio. Anche se lei è poliglotta, devo dire che è molto meglio quando si esprime nella sua lingua madre. Lo so. Anche se la sessione di Parigi di 2 anni fa non era stata male. Parigi.
Martedì prossimo abbiamo la sessione di Londra, se lo ricorda? Ah, certo, certo. Grazie, che bel pubblico stasera, esatto, quindi avranno pagato di meno. Comunque vabbè, un bel pubblico che avete sostenuto con i vostri applausi, le vostre risate, e è stato bellissimo. Peccato che non possiamo dargli l'omaggio che era previsto per tutti quanti il pubblico se si accodavano ai 3 porcellini con noi. Certo. Comunque, vabbè, visto che si è fatta una certa, io direi che potete andare tutti quanti a farsi una pizza.